Sono 11 le persone iscritte nel registro degli indagati a seguito dello scoppio che provocò la morte di Luigi Rossato, il medico di 72 anni, quel maledetto 1° ottobre del 2024. I numeri dell'inchiesta sono agghiaccianti perché passarono, pensate, 34 minuti da quando avvenne la perforazione della tubazione del gas a quando successe davvero quel dramma. 34 minuti in cui passarono ben 106 veicoli, tra cui 2 pullman di linea strapieni di persone e una cisterna piena di benzina. L'esito poteva essere decisamente ancor più drammatico. Sì, a Gallio poteva essere una strage. I capi d'accusa per gli 11 indagati sono omicidio, lesioni gravi, disastro e crollo di edificio colposi, oltre alle violazioni in materia di sicurezza. La PM Maria Elena Pinna, sostituta procuratrice al Tribunale di Vicenza, ha avvisato della chiusura delle indagini titolari, professionisti, dipendenti, tecnici delle società incaricate da E-Distribuzione SPA, Infrastrutture e Reti Italia SPA e Consorzio Stabile Consiel. Una sfilza di violazioni, omissioni, linee guida disattese, mancati confronti che hanno portato all'esecuzione del foro pilota, poi allargato con l'utilizzo di un apposito strumento alesatore che ha bucato il tubo del gas in via Eck a 1,20 m di profondità. Erano le 16:29. Il gas ha iniziato a uscire copioso, penetrando in parte nelle condotte fognarie fino a raggiungere l'abitazione del medico 72enne. È bastato accendere una luce in quella villetta e la paurosa esplosione. La casa distrutta. Per il dottor Rossato nessuna possibilità di salvarsi. Il figlio Michele, a casa con il padre, rimase ferito, fortunatamente non in maniera grave. Forse ci sarebbe stata una possibilità se si fosse avviato immediatamente il protocollo sicurezza, allertando per tempo i soccorsi, chiudendo la strada, circoscrivendo l'area di pericolo ed evacuando le famiglie. Invece chi stava lavorando ha contattato solo 15 minuti dopo Italgas per comunicare la rottura del tubo e solo 20 minuti dopo il danneggiamento i vigili del fuoco. Dicevamo poco fa, nel frattempo 106 veicoli sono transitati in quel tratto. Visto quante persone sono passate, sinceramente abbiamo rischiato grande. Io confido nella giustizia, so che stanno facendo un ottimo lavoro, giustizia per la famiglia e giustizia un po' per quella morte che non doveva succedere.